Noi ci presenteremo alle elezioni, che siano adesso, che siano fra un mese, fra 4 mesi, noi siamo tranquilli perché vogliamo mandarli a casa, fare un'indagine fiscale su ognuno di loro prima che lasciano il paese, riprenderci questo paese in macerie. Basta con questa melma del passato, risponde a chi gli domanda della situazione politica dopo le dimissioni dei ministri del PDL. Rien ne va plus, aveva scritto ieri sera sul blog, incolpando ancora una volta il presidente Napolitano per questa crisi e chiedendone le dimissioni. Oggi a Paderno l'affondo contro il capo dello Stato. C'è la possibilità che possa seguire lo psiconano ai domiciliari, attacca Grillo. Poi non spiega di più perché è pressato dalle domande dei giornalisti. Poi si rivolge a chi vota PD e PDL. Allora io voglio sapere, io posso convivere con questo tipo di italiano? Io no. Allora voglio una verifica, o noi andiamo a governare perché ci date il voto, o se no io me ne torno a casa e non faccio più parte di questa Italia perché non me la sento addosso questa Italia. Cambieremo la legge elettorale appena saremo al governo, dice Grillo. Eravamo stati noi i primi a proporre l'abrogazione del Porcellum, ma tutto è finito in un cassetto. Se è 6 anni che nessuno cambia questa legge, un motivo c'è, ne hanno usufruito loro, adesso vorrebbero cambiarla per fare un super porcello, non per ingentilire e farla più democratica, ma per non farci entrare noi questo non glielo permettiamo.